Fabio Saviani di Dugnano, Paterno Dugnano, vicino a Milano. Fabio Saviani nel 2022 ha progettato un monumento gnomonico molto particolare e si trova qui nel centro del cortile delle Meridiane di Aiello. Perché dovete sapere che qui ad Aiello è nato un famoso allenatore di calcio che si chiamava Enzo Bearzot e che ha vinto nel 1982 in Spagna i campionati del mondo, come molti di voi sapranno. E 3 anni fa quindi si è pensato di realizzare questo grande pallone dal diametro di 1,80 m e proprio Fabio Saviani ha fatto il progetto, no? E lì vedete una quindicina di meridiane di cui a seconda del periodo dell'anno 5 o 6 o 7 vengono illuminate e hanno la caratteristica di segnare tutte quante la stessa ora del momento. Quindi oggi è una bella giornata di sole, dopo lo potrete anche vedere. Quindi grazie Fabio che sei venuto alla conferenza e non solo, perché una delle 4 meridiane di oggi, quella con la rana, è stata sempre progettata da lui. E già 3 anni fa mi aveva detto Fabio: guarda che c'è questa cosa molto bella, chissà sia ad Aiello, troviamo il tempo, prima o poi vediamo di poterla realizzare. La devi spiegare però adesso anche, perché è la prima meridiana in Italia che ha una sua caratteristica e che è stata realizzata, a parte il suo prototipo, concretamente dal vero e che inaugureremo nel pomeriggio. Buongiorno a tutti. Allora, il mio compito oggi è spiegarvi senza andare troppo, cioè assolutamente senza fuoco, farò largo uso di immagini per cercare di spiegare come funziona un gnomone conico, che è la base con cui è stato sviluppato questo progetto. Questi orologi non segnano le ore come comunemente siamo abituati a pensare, ma indicano le ore dall'alba, dall'arrivata, dovrei dire per essere più corretto, le ore dell'arrivata, le ore al tramonto. Vedete che ci sono 2 occhi, ognuno con un'ombra. C'è un'ombra che è tangente alla linea delle 8 e un'ombra che è tangente alla linea delle 4. In questo momento la rana sta dicendo che il sole è sorto da 4 ore e che mancano 8 ore al tramonto. Questa ombra qua dice che il sole è sorto da 4 ore e che mancano 8 ore al tramonto. Quindi tra le altre cose mi dice anche quanto è lungo il dì, perché se faccio 4 più 8 so che questo disegno è stato fatto con l'illuminazione dell'equinozio, come dicevo. Ora, per arrivare a capire come può funzionare un gnomone conico, adesso vi mostro un po' di immagini, però tenete presente che anche quando si fa un orologio orientale di colore costivo, in realtà il cono c'è, è virtuale ma esiste. Quindi oggi andiamo a vedere come funziona. Allora, in questo disegno c'era uno stilo polare che è il parallelo all'asse terrestre, che è quello che vedete in rosso, e poi io ho disegnato tre orbite rappresentative, questa del solstizio estivo, quella dell'equinozio e quella del solstizio invernale. Cioè succede che a questa latitudine, con questo stilo polare, il Sole percorrerà questi archi in uno di questi giorni. Naturalmente quando io sono, in questo caso all'alba, perché se vado verso nord, quindi scusate, al tramonto, qui siamo a ovest, quindi proietto l'ombra di là, il sole si trova nell'orizzonte, è in quella posizione lì. Se io voglio sapere un'ora prima del tramonto o un'ora dopo l'alba, devo risalire di 15 gradi l'orbita. L'orbita è fa 160 gradi, quindi sono 24 ore, sono 15 gradi, quindi un'ora prima che il Sole sia nel piano dell'orizzonte io devo risalire ogni orbita di 15 gradi. Io potrei prendere quindi il piano dell'orizzonte, e questo richiede un po' di immaginazione, ma faccio vedere l'immagine successiva, devo ruotare il piano dell'orizzonte attorno allo stilo polare, perché in questo modo vado a raggiungere quei 3 punti là. Vediamo come si fa. Lo prendo, lo stilo polare non è spiego, perché
perché così è più facile. Il piano verde è sempre quello dell'orizzonte e il piano blu è l'orizzonte ruotato di 15 gradi rispetto all'asse polare. In questo modo il mio piano è andato a raggiungere i 3 punti dove il Sole si trovava 15 gradi prima di raggiungere l'orizzonte. Naturalmente, se adesso io voglio prendere in considerazione le ore successive, di 15 gradi, mi basterà continuare a far ruotare quel piano lì di 15 gradi attorno all'asse polare. Se lo faccio, continuo a far ruotare questi piani e faccio questa sventagliata di piani, ognuno dei quali contiene il Sole in una certa ora italica o babilonese. Quello che intravedo in questo modo è che questi piani stanno, per così dire, accarezzando un cono, sono tangenti a un cono. Io sono partito dal piano verso ovest, se partivo dal piano verso est era la stessa cosa. Comunque io vado a essere tangente ad un cono. Naturalmente questo cono qui ha l'asse polare e in più il suo vertice è alto 2 volte, è ampio 2 volte la latitudine, perché se quello è l'asse polare sull'orizzonte, sapete che l'asse polare è elevato delle latitudini sotto l'orizzonte, quindi il cono ha un vertice largo 2 volte la latitudine. E quindi cosa succede? Che io a questo punto incomincio a capire che il Sole, quando è dentro in uno di quei piani lì, mi dice che è in una certa ora italica, perché è un arco di 15 gradi o di 30 o di 45 o di 60 prima di raggiungere l'orizzonte. Ogni piano tangente al cono è un piano orario delle linee ottaliche. Ecco, questi sono ancora i piani che ho ruotato prima, che però possono ruotare anche dall'altra parte, comunque io sempre genero quel cono lì. Quindi sia le ore babiloniche sia le ore italiche generano questo cono. Eccolo qui, a questo punto io ho buttato via tutto, mi sono tenuto solo il cono e vedo che ci sono delle ombre, una di qui e una di là. Che cosa significa? Che il Sole si trova in un piano che è tangente al cono e raggiunge poi l'ombra che genera sul quadrante. Ce n'è uno che la genera di qui e uno che la genera di là, perché uno è la rotazione del piano del tramonto e uno è la rotazione del piano orizzontale dall'alto. E quindi il cono mi genera 2 fonti d'ombra. Questo orologio ne era stato realizzato uno in Belgio con il cono, però il cono è un oggetto abbastanza complicato da realizzare veramente, perché non è facile prendere una lamiera, piegare il cono, ci sono dei problemi. In effetti io ne conosco solo 2 di orologi fatti proprio con il cono. La cosa interessante, tra l'altro, è che le linee italiche babilonesi, al contrario di quello che succede sugli orologi dove le rappresentiamo di solito, sono concentriche, partono tutte dal vertice del cono, per come è stato costruito. Allora, qui per esempio si entra un po' nella meccanica di che cosa succede. Io ho un piano tangente al cono di lì e un piano tangente al cono di là, sono distanti 180 gradi le linee di tangenza e l'intersezione dei 2 piani genera, l'intersezione è la direzione da cui proviene il Sole. In questo caso questo cono è su un piano equinoziale, equatoriale, per cui l'ombra genererebbe teoricamente una semplice linea, una linea non ha spessore l'ombra, mentre se io considero una declinazione del Sole, perché qui c'è un tipo di solstizio, vedete che i 2 piani tangenti si devono intersecare per generare la linea del Sole e quindi non sono più distanti 180 gradi ma hanno una distanza diversa. Ma il cono reagisce realizzando 2 curve, scusate, 2 linee che sono l'intersezione dei piani tangenti con il piano dell'orizzonte e in questo caso generano un'ombra più larga. Quindi all'equinozio l'ombra è una riga, man mano che il Sole va verso il solstizio si allarga e di conseguenza segna le ore italiche e le ore babilonesi che sono diverse per l'equinozio da quello del solstizio. In questa meccanica però bisogna riconoscere che noi abbiamo parlato di cono, abbiamo un'immagine molto familiare del cono, che adesso scusatemi la semplicità, è il cono del gelato, per darci un'idea.
questo cono deve essere là, abbiamo detto 2 volte la latitudine, ma da un punto di vista matematico in realtà il cono ha 2 falde. Normalmente noi ne consideriamo solo una perché sull'orizzonte l'altra falda è sotto l'orizzonte, quindi non serve a niente e di conseguenza siamo portati a non prenderlo in considerazione. Ma in realtà se vogliamo fare uno sviluppo un po' più completo, più complesso, vedrete che dovremo considerare anche quella sotto, dipende da come è orientato il quadrante. Questo è il quadrante orizzontale, ma per esempio se io prendo un quadrante verticale, anche in questo caso, vedete l'asse polare va a finire sul quadrante là, il cono ne ho uno dietro il quadrante e uno davanti. Anche in questo caso io considero solo una faglia, perché una è dietro il quadrante non mi serve. Però io potrei anche giocare con l'orientamento dei quadranti e quindi per esempio fare delle cose così. Questo è un quadrante verticale ma declinante. Allora succede che delle mie 2 falde ne appaiono e emergono sopra il quadrante delle parti. La cosa che magari non si nota subito è che la parte mancante di una falda è esattamente la parte emergente di quell'altra e viceversa di dietro. Naturalmente il quadrante, se passa dal vertice, me lo divide sempre in 2, quindi ci sono 2 casi generali da prendere in considerazione. Il caso in cui il quadrante tiene una falda da una parte e una falda dall'altra, quindi le tiene separate e io lavoro solo con una delle 2 falde, oppure c'è una serie di quadranti che invece tagliano il cono dall'interno e quindi me le fanno apparire tutte e 2. Questo discorso può sembrare molto astratto, però il cono esiste anche sugli orologi che facciamo comunemente, come quello che ha fatto Ceschin qui fuori. C'è anche lì il cono, noi non lo vediamo perché è virtuale. E dov'è questo cono? Io devo prendere l'ortostilo, lo vedete in rosso lì, l'ortostilo qua, sulla punta dell'ortostilo c'è il vertice del cono che naturalmente si sviluppa sull'asse polare. Quindi io ho un cono che viene verso di me intero e poi ho il cono dall'altra parte che va a intersecare il quadrante. Che cosa è cambiato rispetto agli esempi che abbiamo fatto fino adesso? Che in questo caso il vertice del cono non è più sul quadrante ma è sulla punta dell'ortostilo, quindi io l'ho tirato in fuori. Una delle cose che continuo a vedere è che in questo caso il cono superiore in parte è tagliato dal quadrante, quindi genererà una curva che noi siamo abituati a vedere, che sono le curve di declinazione, quelle che usiamo per segnare i mesi astronomici, che arrivano dalla linea retta dell'equinozio, declinazione 0, al massimo arrivano a 23 gradi e mezzo della declinazione del solstizio. In questo caso, siccome quel cono lì è largo 2 volte la latitudine, lui genera, vedremo fra poco, una curva che di solito non si rappresenta ma esiste, che è come se fosse una curva di declinazione di 90 gradi meno la latitudine. Per vedere questo stesso cono da un altro punto di vista, qui lo vediamo di fianco e magari è più facile intuire quello che vi ho detto. Vedete che c'è un cono completamente in aria e quell'altro che va a intersecare il quadrante generando questa curva extrasolstenziale, perché qui siamo a 46 gradi, 90 meno latitudine fa 44, quindi come genera una curva di declinazione che è come se avesse un valore di 44 gradi. Eccolo qua. Quindi sul quadrante che c'è con le ore italiche, noi vediamo abitualmente queste linee orarie che vanno sventagliando e non hanno più un centro, perché per avere un centro comune avremmo dovuto mettere il cono con il vertice sul quadrante, mentre in questo caso il vertice è fuori sulla punta dell'ortostilo. Vedete che l'ortostilo che ho fatto proiettare l'ombra va a finire a indicare una linea oraria italica. Che cosa succede se gli facessi proiettare le ombre anche al cono? Eccolo qua. Vedete la conferma di quello che vi ho detto. Noi usiamo l'ortostilo perché è chiaramente comodo, ma se io ci mettessi davvero il cono, quello virtuale, su quell'ortostilo lì, le ombre del cono andrebbero a ricoprirmi la linea oraria italica. Vedete che c'è anche un'altra linea d'ombra,
Questa qui andrebbe, qui non ci sono, ma andrebbe a finire sulle ore babilonesi, perché il cono segna 2 ore, l'italica e la babilonese. Qui ci sono solo le italiche, ma vedete come coincide alla perfezione l'ombra del cono con l'indicazione dell'ortostilo. Quindi sugli orologi ortostilo in realtà c'è questo cono virtuale che è quello che poi permette di calcolare in realtà le linee italiche, perché sono l'intersezione dei piani tangenti al cono con i quadranti. Arrivano da lì. Ecco, qui adesso io ho fatto un esperimento senza saperlo, perché ho preso il cartile delle meridiane e ho simulato un orologio ore italiche sulla parete qui fuori, senza sapere che sapevo che c'è scritto che ha fatto l'orologio ore italiche, non sapevo che aveva fatto il cartile delle meridiane. Quindi per un caso fortuito possiamo fare un parallelo reale, diciamo. Queste sono disegnate le ore italiche, sono scontornate sul solstizio estivo e poi raggiungono l'orizzonte. Quel punto là che vedete nero è la base dell'ortostilo che viene fuori. Ora adesso io ho disegnato delle curve di declinazione impossibili, perché questa è il solstizio estivo 23 gradi e mezzo e questa è una curva di declinazione a 44 gradi, cioè 90 meno la latitudine. Vuol dire che il cono andrebbe a sezionarmi il quadrante su quella linea là. Se io mettessi davvero il cono che mi serve sulla punta dell'ortostilo, il cono genererebbe una curva di declinazione a 44 gradi, quella là. Cosa succede se adesso io permetto alle linee orarie italiche di andare avanti senza più essere scontornate dall'orizzonte o dal solstizio estivo? Diventano tangenti quelle curve là, perché le curve sono tangenti le linee orarie italiche sono tangenti alla curva di declinazione di 44 gradi, perché quello là è l'intersezione del cono e queste sono le intersezioni dei suoi piani tangenti. Allora, normalmente noi tutta questa costruzione non la vediamo, non esiste nell'orologio orbitale, è questo che succede sull'orologio orbitale. E questo permette tra l'altro anche di fare dei test visivi, approssimativi, perché quando io vedo un orologio orbitale, se con la fantasia provo a prolungare le ore italiche e a lungo, dovrei rendermi conto che queste sono tangenti a una curva. Non la posso immaginare la curva, ma avevo visto che sono tangenti, perché se una fosse sbagliata, la linea italica mi va a tagliare la curva di declinazione, o me la taglia o la evita. Faccio un esempio. Questo è un orologio che non è a tagliello perché non è missibile, che è sbagliato. Ci sono tante ragioni per cui è sbagliato. Però ce n'è una in particolare che ci premia noi. Se voi provate a prolungare le linee italiche, vedete che questa qui non raggiungerà mai il che potete immaginare. Allora, per aiutarvi a immaginare, l'ho fatto davvero. Eccolo qua. Io ho prolungato tutte le linee e vedete che le prime tendono a seguire una curva, però poi ce ne sono alcune che vanno per conto loro, perché c'è un errore di progettazione qua dentro. Quindi questo è un test visivo che può permettervi, quando vedete un orologio orbitale sconosciuto, dire se era giusto, se era sbagliato, provo a prolungare le linee. Se non mi convincono che sono tangenti a una curva di declinazione, c'è qualcosa che non va. Vediamo la rana. In questo caso il mio cono l'ho tagliato con un piano polare. Quindi questo sta guardando a est, dall'altra parte guarda a ovest. Quindi le due falle del cono sono tagliate esattamente a metà. Questa è la rana. E come saltano fuori gli occhi? Io ho realizzato questa idea che se io prendo una sfera e la infilo dentro nel cono finché viene in contatto con la superficie, il piano tangente che proietta l'ombra del cono e proietta l'ombra della sfera che è tangente all'ombra del cono, perché il piano tangente è tangente a tutti e due i solidi. Per cui se io a questo punto butto via il cono e tengo la sfera, eccolo là, io uso le ombre della sfera per riconoscere le ore, perché l'ombra sarà tangente alla linea oraria che mi interessa. Questo è, e quindi ho due ombre perché una mi segna le ore dall'alba e una le ore del tramonto.
e in questo modo riguarda la rana. Questo è il La rana è nata perché io, quando ho realizzato che potevo metterci due sfere, avevo disegnato un classico quadrante quadrato con le due sfere che vengono fuori, e poi non so perché mi è venuto in mente che sembravano gli occhi di una rana e quindi gli ho dato un contorno, ma la rana in realtà è solo il contorno, l'orologio sono le due sfere con quelle linee là, e tutta questa faccenda viene fuori da quello che vi ho raccontato fino adesso. Questo è il modello di legno che io ho fatto circa una ventina di anni fa, lo potete vedere fuori, è un modello storico col quale io avevo provato a collaudare se funzionava. Tra le altre cose è fatta per la mia città, io sono a 45 gradi e mezzo, qui siamo a 46, quindi diciamo che funziona anche qua, la potete vedere dopo fuori. Questa cosa dell'ognomone conico, che è pochissimo utilizzato, perché non segna le ore della levata e le ore del tramonto, quindi spesso il committente non è così motivato e interessato a cercare orologi di questo tipo, però con l'ognomone conico si possono fare molte cose. Allora, qui per esempio ho preso le due falde del cono e invece di essere opposte al vertice le ho fatte opposte alla base, quindi un centro di là e un centro di qua. Una dice le ore italiche e l'altra quella del bolognese. Le falde in questo caso sono contrapposte e qui c'è proprio il cono anziché la sfera. In questo caso invece ho preso una serie di sfere, tutte sono dentro il cono, perché tutte sono in contatto con la superficie del cono e poi anche in contatto tra loro. Mi sono divertito a dargli delle foglie così un po' particolari, però vedete che tutte e tre le ombre sono tutte tangenti alla stessa linea oraria, perché non importa quanto grande faccio la sfera, basta che poi io quando la infilo nel cono arrivi a contatto con la superficie del cono. Stile pomodoro. Sì, il pomodoro ha fatto degli orologi solari ma non lo sa. Qui invece torniamo al cono con un orologio multiplo, perché i coni proiettano le ombre su questa superficie tonda che è polare, quindi è un orologio inclinato ma non declinante, e poi essendo traforati sono anche un multistilo che proiettano sulla linea meridiana in mezzo. Giocando con le sfere si possono fare delle cose veramente estrose, nel senso che la stessa sfera è una falda del cono che guarda verso il basso su una superficie ed è la stessa sfera un cono che guarda su quell'altra superficie. Quindi la stessa sfera è usata per due falde diverse che operano su due superfici diverse e l'altra uguale. E quindi a questo punto c'è per mostrare che ci si può sbizzarrire in tantissimi modi. In questo caso abbiamo invertito le cose, di solito c'è uno stilo polare che con la propria ombra ricopre le linee orarie e la punta dello stilo che segna le ore italiche. Qui abbiamo invertito le cose, la punta del cono segna le ore vere locali e l'ombra del cono segna le ore italiche babilonesi. Ma come succede su certi quadranti in cui si mettono solo gli indici, perché l'ombra dello stilo polare comunque li raggiunge, in questo caso gli indici delle ore italiche sono su quella linea lì. Quindi l'ombra spazza questi indici, secondo i babilonici da una parte e gli italiche dall'altra, uno sono scritti sotto gli indici, l'altro è scritto sopra, e la punta del cono invece segna le ore vere locali. Questo è un quadrante equatoriale con i due coni, vedete che qui l'ombra è larga perché probabilmente siamo a solstizio. Questo è stato immaginato su Marte perché c'era un discorso sugli orologi marziani, quelli che ho disegnato, e funziona benissimo anche lì. Chiaramente sempre calibrando il cono in maniera che sia due volte la latitudine. Questa è una delle ultime che ho disegnato. Quella sfera che vedete lì in mezzo forma un cono partendo da questo vertice e poi forma un cono partendo dal vertice che c'è sopra. Lo spigolo qui, questo spigolo qui sarebbe la linea polare. Quindi l'ombra, vedete, segna le 7 di qua e le 5 di là, quindi siamo sempre all'equinozio. In più la sua lunghezza su queste linee qua segna le ore vere locali. E questo è sempre per dire quanto ci si può sbizzarrire con questi orologi. No,
E questo invece è l'orologio delle città, che io tante volte ho cercato di far fare anche con delle sfere, in questo caso è fatto con dei coni. Non sono ancora riuscito, ma adesso lavorerò solo meglio, perché si può fare un orologio, per esempio in questo caso, delle capitali europee. Allora, ognuno di questi coni che vedete, questa specie di fiore un po' alieno, ogni cono ha un'apertura della latitudine di una capitale. Quindi c'è Roma, c'è Parigi, c'è Berlino, eccetera, eccetera. Proietta la propria ombra sulla base di quello dopo. In più le ore sono girate anche per la differenza di longitudine. Quindi io in un colpo d'occhio vedo in una città da quanto tempo si è alzato il sole e quanto tempo manca al tramonto. Questa cosa qui è molto curiosa perché per esempio io sono a Gaiello e vedo il sole sorgere prima che a Milano dove abito io. Però se io vado a nord, sul meridiano di Milano, il giorno si allunga, soprattutto d'estate, quindi può darsi che pur essendo a ovest di Aiello io veda il sole prima perché sono più in alto delle latitudini. Quindi c'è tutto un gioco curioso di ombre in cui io se faccio, non so, una dozzina di capitali, in un colpo d'occhio posso vedere, leggere, capitale per capitale, quanta luce ha ancora prima del tramonto e da quanto è sotto il sole. Le infiorescenze sono due perché chiaramente essendo equatoriali quadranti, uno lavora in primavera e estate e quell'altro verso il basso in autunno e inverno.